Allora, guardi, questo è il nostro cortile. giardino, fin su. E questo, vede, è quella linea che si separa da quello di mia zia. Posso uscire un secondo solo? Ops. Vedi? Che separa dalla casa della zia. Oddio, guarda questo. Questo è tutto nostro. Poi vogliamo qui sotto scendere cosa? giù Sì. e le faccio vedere che noi abbiamo anche La cantina. questi dove erano i cavalli e che, capito? E andiamo a via Alberto Mario noi con Va la casa. bene, va bene. Quindi, Mi dia del tuo, Mariella. Ariella. Guarda, Allora, guarda le scale in sono granito. sempre quelle che... In granito. Allora, cominciamo dalla soffitta. Cominciamo da su. Questa casa, ripeto, è rimasta come è nata, perché non era possibile suddividere le stanze grandi. Di chi era questa casa quando è stata comprata? No, da mio padre è stata comprata. Borgia, erano nobili, non solo nobili, erano persone ricchissime. Di Bosa. Io ho avuto uno di quei mio professore di francese. Chi? Are di Borgia. Ah, era Aspetti che loro. io, se la No, faccio gli tenere- do la mano. No, non lei si deve tenere alla... Aspetta che prendiamo i particolari. Allora, della Guarda soffitta, che particolare questa finestrella. della soffitta. Queste alte sono queste, le alte sono chiuse, non sono sopraelevate. Le altre soffitte. Le altre tre. Ah. Sono In che fatto- senso? Bene. In che senso? No, no, perché? Perché è nata così la casa. Ma guardate i Che aveva pavimenti. nel piano superiore, dell'ultimo piano, Sembra di camminare sull'ovatta. Ah, è morbido morbido. e questa va a via della Pietà, no? Sì. Vediamo. Vede che non ci hanno fatto rifare come erano, capito? Non abbiamo potuto non sopraelevare, aggiustare. Possiamo vedere? Questa è stata abitata in periodo di guerra. Non ho capito. Ecco, e adesso, Questa? ecco, guardi, e vedevamo tutto. Il mulino. Il mulino Gallisai. E questa parte? Come? È sempre vostra? No, guardi che c'è la strada sotto. Ah, posso vedere, Vediamo scusi? un po' perché questo è un po' guasto. Allora, Forse le ce la faccio facciamo. vedere perché questo non apre bene. No, ce la fai, ormai era aperta, sì, sì. Vedi? Aspetti che provo, metto solo il telefono. Stai tranquilla. Che poi non posso chiudere. Ah! Metta fuori, si va a vedere la strada che ha fatto lei. Oh. Dov'è Augusto? Gu! Ciao! Eccolo mio marito col cagnetto, lo vede? Lo Dov'è? vede? Qual è? Eccolo. Sta venendo col cagnetto. Lo vede? Ah, ecco. Gu! Sì. Guarda su! Sono con la mia prof. Ecco, via della Pietà, a posto. Aiuto. Allora, e ripeto. Oh, le che bello case questo antiche- orologio. Ma che meraviglia è questo orologio? Sì, questo è antico lo stesso. Che peccato lasciarlo qua. No. Guardi, qui abbiamo messo cose che ce ne sono troppe cose, abbiamo detto. A qualche nipote, che ne abbiamo tante, quando lo vuole viene e se lo prende. Allora, questo era utilizzato. Questo è? No, nel periodo che c'era la guerra, c'erano molti profughi. Sono venuti ad abitare in questo, perché qui c'era
non c'era il forno. C'era il camino? No, c'era questo, c'era. E gli antichi fornelli, capito? Questo l'abbiamo non toccato, pulito e usato. E qui c'era i fornetti per fare il pranzo. Ho Allora capito. questo era abitato. Qui ci sono allora tre grandi soffitte, ma non hanno questo, hanno la... Hanno la volta, Sa perché non le apro? Perché è successo questo, che la donna che avevamo prima veniva a fare le pulizie, però siccome hanno le finestrine basse queste, e ci sono anche libri, cose, casse, eccetera, hanno lasciato aperto queste finestrine. Allora si hanno fatto il nido, il i nido, topi, e come si i chiama? Non piccioni, i topi, no. i piccioni. Sì, E i quindi ha uccelli. paura che entrino? No, sa perché entro? Perché noi abbiamo pulito tutto la prima volta e abbiamo chiuso di nuovo le... La seconda donna che è venuta, capito? Quando gli ho detto, ha guardato bene le finestre, che sono piccoline, basse, capito? È così Sì, come sì, si chiama? il tetto. Il tetto. Non ha detto nulla e lì non faccio entrare perché non abbiamo ancora fatto entrare. No, Giusto per dare ma ho un'occhiata. paura anche. Però Ci ci sono... infiliamo solo il telefono. Ecco lì. Faccia E adesso lei forse non... Guarda come sono. Oh mio Dio, ma è meraviglioso. Sì, ci sono i piccioni. Aspetti, è Chissà meraviglioso. che scappi. Ecco come... Queste No. le hanno pulite. Quello lo stesso. Vedi che io... Vado Aspetti più che avanti accendo la e vede la luce. terza. Aspetti, Attenta. Lei resti qui. Lei resti qui che si Attenta a non sporca. mettere i piedi su che può scivolare. Ma guarda sto baule. Oddio, che meraviglia. Ah, ma perché è aperta la finestra? Guardi un po'. Rimanga lì, Attenta a passare. No, questa è roba nostra. Sì. Più avanti, va. Ecco la terza. Oh mio Dio, la carrozzina! Ecco un altro da qui. L'ho vista. C'è una carrozzina splendida. Aspetti che la riprendo. Che peccato. Che meraviglia. E quindi qui vivevano? Quella dal cortile degli altri signori. Sì. Si è pulita i piedini? Quella carrozzina è spettacolare. Di chi era? Ora, Di chi era quella carrozzina? quella le ha comprate uno che era al comune, un ingegnere. Entriamo dentro che, Sì. che c'ha No, cattivo aspetta, odore. guardi un po' L'ho visto. guardi i muri. Fresco. La- Lo spessore. Lo spessore, ma la base è molto più grande la base della casa, dello spessore, quando esce fuori glielo far vedere. Davvero il Da muro? fuori. E i muri, Sì. no, i muri per forza, però tutto il complesso è rimasto uguale. Adesso noi, quando Farete viene il le... caldo, deve venire innanzitutto vedere un po' Sì. se è bloccata l'aria in Ma un questo è canale. strano, In un canale non può chiamare qualsiasi uno, perché deve essere fatto Ad tutto come... arte, ad arte. A regola d'arte. Queste porte sono antiche? Quello era sempre così, è nato così. E questa finestrella perché? Questo no, è nuovo, moderno. Quello? Perché questa finestrella? Era una finestra che dava luce perché alla Alla stanza, poi perché non c'era. l'abbiamo arrivato noi La luce. la luce. Certo. Attenta, Sì, sì, anche lei, Adesso devo spegnere qui. Sì. Lei si tenga lì. No, allora. Ecco qua. Tutto spento? No, la finestra. La finestra. Sì, le do una mano? Sì, sì. Mhm.
mattonelle, hai visto le mattonelle? Sì, è una cosa favolosa. Io quando ero studentessa all'università venivo qui a studiare e quindi questo era sempre tenuto bene, questa parte. Sì, perché c'era In tempo fresco. di guerra abbiamo colto qui, erano dopo le ricercati questi. Partigiani? Adesso sono scappate, era caduta da poco il fascismo, ma questi temevano sempre. Quindi- Comunisti o e qualcosa sono del venuti qui genere. e Comunisti? no, puniti no, Comunisti? non erano comunisti, erano persone che si ricercavano, forse anche certamente non fascisti, Certo. però adesso andiamo alle altre stanze. Come mai questo? No, così erano. Queste le ho messe io. Oddio, guarda. Allora, cominciamo Sì. da qui a vedere le 3 stanze